La punta massima di marea unita al vento di scirocco è stata una combinazione devastante per il litorale iesolano. Il mare si è mangiato quasi 50.000 metri cubi di sabbia. Ci ritroviamo nelle stesse condizioni di ogni inverno, in particolare a novembre, con i danni delle mareggiate. È stata l'amara constatazione del presidente di Federconsorzi Cattai. In particolare continua nella zona della Pineta. Gli imprenditori sono preoccupati per la prossima stagione balneare e i lavori che erano stati annunciati non sembrano avere ancora una data certa di inizio. Ma il maltempo non ha colpito solo Jesolo. A Venezia la marea ha toccato una punta massima di 127 centimetri, uno in più rispetto alla segnalazione iniziale. Erano anni che non si verificava un fenomeno di questa intensità. L'ultima volta che si sono registrati valori superiori ai 125 centimetri è stato infatti il 12 febbraio 2013, giorno in cui la marea aveva raggiunto i 143. Il fenomeno è stato causato da una forte perturbazione che ha generato una saccatura sul Golfo di Genova, all'origine dei venti di scirocco che hanno interessato l'Adriatico. Le previsioni avevano ipotizzato l'intensificarsi della forza del vento che avrebbe dovuto bruscamente interrompersi al passaggio della perturbazione. Ciò non è avvenuto e il vento ha continuato a soffiare a circa 60 km l'ora oltre il limite orario previsto. Questo ha causato non pochi disagi in città e qualche danno. Una gondola è addirittura affondata al passaggio della violenta perturbazione.